Una festa gioiosa a Padova, più di 7.000 persone per la parata dell'orgoglio LGBT, numerose le famiglie arcobaleno. A Padova la parata dell'orgoglio LGBT, più di 7.000 le persone che hanno partecipato alla sfilata che ha attraversato la città. In marcia anche molte famiglie arcobaleno. Curzio Pettenò, Marco Madini. Un lungo, variopinto, allegro, festoso corteo con tanto di carri musicali per le vie della città. In migliaia alla Padova Pride, contro ogni discriminazione, la lotta agli stereotipi di genere, per i diritti della comunità LGBT. Lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali sono alcune delle tante differenze che compongono il Pride. Questo Pride porta in piazza anche le politiche antirazziste e antidiscriminatorie più in generale, che riguardano le tematiche femminili, della disabilità, delle differenze di genere. Quando è partito il corteo, in testa anche il sindaco e alcuni amministratori. Vari gruppi e associazioni hanno sostenuto il Pride. Come rete degli studenti medi e Unione degli universitari, noi ci siamo preoccupati di fare dei percorsi all'interno delle scuole, all'interno delle università, per portare queste tematiche al mondo studentesco. Centri sociali perché la comunità LGBT è sempre stata un trainatore di diritti per tutti. Siccome c'è ancora molta omofobia nel nostro paese, soprattutto nelle zone di provincia dove è più difficile dichiararsi, i Pride servono a dare coraggio. Il corteo è sfilato a lungo per il centro, tenendosi distante dalla via vicino alla Basilica del Santo, dove poche decine di aderenti a Forza Nuova hanno tenuto un sit-in di protesta. Dopo Padova, che segue quello di Verona, altri Pride sono previsti in giugno a Treviso e Vicenza.